Si è conclusa ieri sera con un evento di gala, la giornata in onore del maresciallo Guazelli, che l'Arma dei Carabinieri ha voluto dedicare in occasione dei suoi 30 anni dall'uccisione. Dopo la messa in cattedrale, la deposizione della corona di alloro nel luogo dell'agguato, lo spettacolo a inviti che ha visto per l'appunto l'esibizione della fanfara diretta dal luogotenente maestro Paolo Mario Sena, che hanno allietato il pubblico presente con l'esecuzione di diversi brani classici tratti anche da musiche di film, come quelle ispirate al maestro Ennio Morricone. Spettacolo intervallato con i racconti fatti dal giornalista Felice Cavallaro e Mario Incudine, raccontando la strada degli scrittori e indicandola come la strada della legalità. Sì, è una grande manifestazione che solamente ha la parte più importante nel ricordo del nostro maresciallo Guazelli, al di là dello spettacolo, della musica. È fondamentale, diciamo, come abbiamo fatto stamattina durante la Santa Messa, ricordare il nostro eroe. Sicuramente è un fatto particolare considerando l'evento. Ecco, cosa ci proporrete? Beh, la serata si apre con una sinfonia di Vincenzo Bellini, quindi sarebbe anche un doveroso omaggio alla terra siciliana. Si proseguirà poi con una canzone che canterà Mario Incudine, sarebbe La mattinata siciliana, dei brani anche delle colonne sonore di Morricone, diciamo, ecco, un programma molto vario anche per accontentare tutti i palati. La vostra sicuramente è una fanfara di alto livello anche da un punto di vista musicale. Ecco, qualche informazione tecnica sulla sua composizione? Sì, allora la fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia opera sui territori di Sicilia e di Calabria. Ha sede presso la sede del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia nella caserma Bonsignore di Palermo, e il nostro impiego è diciamo, prettamente in altre manifestazioni come anche a carattere sportivo, a carattere sociale, ma soprattutto a carattere militare, come questa sera. Quanto durerà il concerto? Ma il concerto all'incirca siamo sui tempi canonici di un'ora. Ci saranno poi degli interventi del dottor Cavallaro, di Mario Incudine, che faranno un ricordo a loro modo, in maniera molto originale, del maresciallo Guazelli. Noi come Strada degli Scrittori ribadiamo che questa idea di valorizzare i luoghi dove sono nati Sciascia, Pirandello, Camilleri, dove ha lavorato Tomasi di Lampedusa e tanti altri scrittori, vale se consideriamo la Strada degli Scrittori strada della legalità, quindi è la strada dove, è vero, sono stati trucidati il giudice Setta con suo figlio, il giudice Livatino, il maresciallo Guazelli, ma è anche la terra in cui Papa Wojtyła venne a piantare quella famosa croce invocando il giudizio di Dio contro i boss, sui boss, e quindi ci ispiriamo soltanto all'idea di una concordia ritrovata, di un Tempio della Concordia che è un po' il simbolo di un incrocio di culture, di tolleranza, di civiltà, spesso purtroppo dimenticate e offuscate. Una piccola anteprima di quello che ci proporrete, cosa vedranno? Vedranno anche la teatralizzazione di questo dramma che è la mafia, grazie al ruolo di Mario Incudine, un grande attore che contribuirà a rendere omaggio al maresciallo Guazelli. Diversi momenti di ricordi del maresciallo Guazelli, tra i tanti un collegamento telefonico con il magistrato che allora era di turno e che seguì durante l'agguato Michele Emiliano, ora presidente della regione Puglia. La serata è servita anche per ricordare la figura del professore Pietro Carmine e le altre vittime di Ravanusa, e ha visto anche la scoperta fatta dal liceo classico Empedocle di un altro studente illustre del passato, così come Luigi Pirandello e Andrea Camilleri. A sedere tra i banchi del liceo Empedocle ci fu allora anche il giovanissimo Carlo Alberto Dalla Chiesa. La dirigente scolastica Gatto ha consegnato una copia della sua pagella al comandante Riccardo Galletta. Ha dato l'opportunità ai giovani del liceo Empedocle, insomma, di essere i protagonisti, perché sapere che tra quelle mura ha studiato un alunno emerito, un alunno eccellente come il piccolo Carlo Alberto, perché all'epoca appunto negli anni 30-31 frequentava la prima ginnasio, perché all'epoca appunto avevamo la scuola media praticamente della riforma gentile, quella del 1923, e già alla scuola media erano divisi appunto gli studi classici dagli studi professionali cosiddetti.
E quindi insomma la ricerca è avvenuta appunto all'interno dell'archivio, che diventa una specie di museo storico. Ricordo e sono sempre stato particolarmente poi legato alla figura del maresciallo Guazzelli. Perché? Perché il maresciallo Guazzelli è toscano, cioè era lucchese, io fiorentino. Ho capito poi tante cose del maresciallo Guazzelli quando sono venuto in Sicilia. Ho capito come può un toscano innamorarsi di questa terra e dare tutto se stesso per questa terra. Non come lui, per carità, che ho letto per certi motivi a modello anche, no? Ispiratore di... Però ecco, ho capito fortemente che cosa lo animasse. Elementi di speranza, ma sì, assolutamente sì. Il sacrificio di tanti carabinieri, tanti appartenenti alle forze dell'ordine, di tanti magistrati, poi la mafia ha colpito trasversalmente, cioè tutti i giornalisti, religiosi, rappresentanti, amministratori seri. Non è un sacrificio, a mio avviso, vano. A conclusione una grande ovazione del pubblico per l'esibizione della finale della Benemerita, l'inno dei Carabinieri.